15 anni dopo ritorna il grande rugby allo Stadio Friuli, Blue Energy Stadium, così etichettato. Sabato 9 novembre ci sarà spazio per il test match tra Italia e Argentina, i famosi Pumas che tante approvazioni hanno raccolto nella recente campagna contro Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia. Abbiamo con noi, anche una parola abusata, un'icona del rugby italiano, il friolanissimo Alessandro Zanni, che comunque da un ventennio opera in Veneto. Un'impressione su questo avvenimento: tu c'eri 15 anni fa in occasione dell'ultima gara col Sudafrica, organizzata, ricordiamo, dal patrono Enzo Cainero. 15 anni dopo ritornano i colori azzurri, che effetto ti fa? Sicuramente un effetto particolare. Fu bellissimo all'epoca essere la partita da giocatore nella cornice del Friuli contro il Sudafrica. Fu un'emozione per me, che essendo proprio nato, cresciuto a Udine e avendo proprio iniziato a giocare a rugby in questa città, giocare di fronte ai parenti, amici, all'inizio proprio non ci credevo, e fu un qualcosa che mi cambiò quasi totalmente la visione della partita. Adesso torno ovviamente con altri occhi, con gli occhi di uno spettatore, e credo che la sfida che ci attenderà sia importante, perché andiamo a giocare contro una squadra forte, come dicevi prima, anticipavi prima, che dal punto di vista del gioco ha fatto molti passi in avanti, ha battuto Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica in quest'estate, e quindi una sfida molto dura da questo punto di vista. Però siamo una nazionale in crescita anche noi, abbiamo mostrato molte cose buone, abbiamo ottenuto risultati molto positivi quest'anno. Diciamo che questo novembre per me sarà un po' un esame di maturità, perché dobbiamo confermare quanto di buono fatto, e abbiamo 3 partite difficili, ognuna in un suo contesto, perché ovviamente l'Argentina, squadra latina come noi, c'è molta rivalità fra le due nazioni. Poi andremo a giocare con la Georgia, squadra che da sempre vuole entrare nelle 6 nazioni e da sempre fa il nome dell'Italia per prenderne il posto. E poi ci sono gli All Blacks, che è sempre una sfida affascinante, perché giochiamo contro i migliori al mondo, anche se nel ranking adesso non l'hanno dimostrato. Quindi un novembre importante, partendo dalla prima partita. Io spero che la cornice del Friuli, che è uno stadio bellissimo, possa portare bene la nazionale e farla iniziare questi test col piede giusto. Ecco, hai risposto alle 2-3 domande che avrei voluto farti in seguito, ma te ne faccio una ultima. Non so, probabilmente sarai aggiornatissimo, pur lavorando per la Benetton, sul fatto che la Rugby Udine ha un nuovo direttivo, quindi sta iniziando un nuovo corso, quindi nel giro di 3 anni pare vogliano tornare in A1. E il tuo pensiero? Sai, io sono stato il giocatore che dalla Serie B nel 2003-2004 li ho riportati insieme ai vecchi giocatori, che saluto e spero vedano questa intervista, in Serie A. Per me che il rugby Udine debba stare in un posto, in un livello alto, secondo me è importante, perché deve essere la squadra un po' trainante per tutto il Friuli Venezia Giulia. È la squadra storica del Friuli Venezia Giulia e deve tornare a essere la squadra più importante del Friuli Venezia Giulia. Ha tutte le carte in regola col nuovo corso per farlo. Spero possa accadere, perché per quello che è il movimento rugbistico in generale è una città importante. Io sono sempre molto legato, anche se purtroppo per motivi lavorativi sono distante da Udine, ma credo che a livello sportivo debbano e possano crescere per tornare a un livello che compete alla Rugby Udine. La prima uscita ufficiale del neoeletto presidente della FIR, Andrea Duodo, sarà a Udine il 9 novembre in occasione di Italia-Argentina, il test match. Presidente, cosa ci dice a proposito di questo suo battesimo? Sono molto emozionato, non vedo l'ora che arrivi il giorno della partita, e sono molto contento di farlo qui, in uno stadio bellissimo, in una città bellissima, e quindi sto contando i giorni. C'è un accordo triennale, quindi vuol dire che non sarà un mordi e fuggi? Assolutamente no, anzi spero che si protragga anche per altri 3 anni e insomma gli anni a venire. È una cosa molto importante giocare a rugby, fare sport in una città di sport.
Sarà sicuramente al corrente del nuovo corso anche della Rugby Udine, con la nuova presidenza di Andrea Cainero e l'ingresso di altri soci, diciamo così. Come vede questo nuovo progetto? Molto bene, molto bene, sono poi stato informato da Luca Diana con cui ho un rapporto diretto, quindi non vedo l'ora anche lì di vedere gli sviluppi. Abbiamo già avuto l'opportunità di conoscerci, quindi rafforzeremo questo legame. Ecco, per tornare all'aspetto agonistico, tecnico della partita, cosa possono aspettarci gli appassionati di rugby e non, che magari verranno a scoprire magari questo vostro sport? Un grandissimo spettacolo, una nazionale come la nostra che è in crescita, una nazionale argentina che comunque è già diciamo confermata la crescita da tantissimi anni, che viene da un championship dove ha battuto le 3 migliori squadre dell'emisfero sud e del mondo, e niente, è una sfida molto emozionante, due nazionali latine, quindi ci sarà anche dei contenuti molto importanti. Grazie. È il tempo degli Andrea Duodo, nuovo presidente della federazione, Andrea Cainero, nuovo presidente della Rugby Udine. Oggi qui alla conferenza stampa di presentazione del test match che vedrà l'Italia del rugby affrontare l'Argentina il 9 novembre allo Stadio Friuli. Allora Andrea, subito non giocherete voi con la vostra prima squadra, però sarete comunque coinvolti subito in un grande evento. Certamente sì, i grandi eventi sono sempre molto importanti e abbiamo la fortuna di avere il 9 novembre questo grande evento di rugby Italia-Argentina, e chiaramente come Rugby Udine non siamo gli organizzatori, ma collaboreremo per tutte le iniziative e gli eventi a corollario di questa manifestazione. In programma c'è qualcosa di interessante anche proprio in centro città nei giorni antecedenti. Va bene, in attesa di sapere cos'è, ricordiamo che 15 anni fa, l'ultima volta che l'Italia della pallavolo scese qui allo Stadio Friuli, fu contro il Sudafrica, fu proprio tuo padre, che ricordiamo qui sempre con grande affetto, a organizzare questa partita, e sembra quasi la chiusura di un cerchio, no? Il fatto che ci sia comunque anche tu qua oggi a rappresentare il rugby, anche se sei solo all'inizio del percorso. Sì, grazie, questo mi fa molto piacere perché mio padre per quell'evento lì, lo ricordo bene, ci mise veramente anima e cuore. Come in tutte le cose. Come in tutte le cose, chiaramente, per cercare di fare al massimo, e grazie anche all'aiuto della regione, ricordiamo l'assessore Elio De Anna, grande amico anche del papà e del territorio, riuscirono a creare un evento importante qui allo Stadio Friuli, perché quella volta lo Stadio Friuli mi ricordo addirittura un 40.000 persone almeno contro il Sudafrica. Ecco, qui diciamo si riparte dopo 15 anni e devo dire in un trittico molto molto importante, molto significativo, perché quest'anno è Italia-Argentina, il prossimo anno sarà Italia contro e poi anche il 2026. Comunque 3 anni consecutivi. 3 anni è tanta roba, e quindi noi come movimento del rugby regionale, chiaramente per quello che mi riguarda Rugby Udine, dovremo tra virgolette sfruttare al massimo questa occasione per far conoscere il rugby. Senti, torniamo invece nel vostro ambito, 2 gradini un po' più sotto, sta per cominciare il campionato. Com'è il termometro della tensione, dell'attesa? Domenica avrete, ricordo, la prima partita, la prima uscita. Certo, guarda, io mi sono immedesimato subito in questa realtà e devo dire che sto parlando ogni giorno con l'allenatore, quindi mi informa quotidianamente come sono le cose. Diciamo, per la partita di domenica a Mogliano come organico non siamo al top, ma diciamo la squadra è abbastanza pronta. Probabilmente sarà più pronta per la domenica successiva. Ecco, volevo appunto, mi anticipi, quindi diamo appuntamento a tutti domenica 20 alle 15:30 all'Hotel Gerli. Sì, esattamente, la domenica successiva sarà io voglio dire che sarà un evento importante per il rugby, la prima partita in casa, e quindi io auspico un po' di gente, insomma un po' tanta gente allo stadio, perché vogliamo iniziare bene e con più pubblico possibile.